Due i momenti centrali del viaggio del Papa in Irlanda: la festa sabato sera alle 20:30 al Croke Park Stadium di Dublino e la messa domenica alle 15:30 al Phoenix Park. La visita di Francesco è stata presentata questa mattina dal direttore della sala stampa della Santa Sede. Il pontefice si reca in Irlanda soprattutto per il 9° incontro mondiale delle famiglie. Sempre sabato, ad esempio, durante la visita alla cattedrale, il Santo Padre incontrerà le giovani coppie che si preparano al matrimonio. Io credo che l'Irlanda è un paese di grande tradizione cattolica, cristiana, però che si è sviluppato molto velocemente ultimamente e in molti modi si è secolarizzato, quindi le sfide delle famiglie ci sono sempre, però forse ancora di più oggi. E quindi questa è una bella prova che il Papa crede che la famiglia è la scuola delle virtù, che uno impara in una famiglia a pensare non solo a se stesso, però agli altri. Per questo il Papa sempre parla dell'importanza della famiglia per tutta la società. L'Irlanda è un paese scosso dal dramma degli abusi. Nella recente lettera al popolo di Dio, Papa Francesco ha parlato proprio di questa piaga come di un crimine che genera profonde ferite. Sono stati trascurati i piccoli. La Chiesa, ha scritto, se ne faccia carico con rinnovato impegno. Durante il viaggio apostolico è possibile che il pontefice incontri alcune vittime. Sul programma c'è da pregare nella Cappella del Santissimo del Cattedrale, dove c'è una candela accesa da anni per tutte le vittime dei diversi abusi. Il Papa pregherà in silenzio là. Poi sul programma non c'è un incontro con le vittime, però tutti sanno che nei viaggi dove questo dei abusi è una realtà forte nel paese, il Papa incontra delle vittime. Poi solo dopo l'incontro decidono loro cosa vogliono fare pubblico. La cosa importante per il Papa in questi momenti è un momento di preghiera insieme, di silenzio insieme e ascoltarli.